e sono di Radio Cooperativa, sono insieme qua a tutti gli altri e sono contento di questo perché non c'è settore della vita, sia politica che sociale, che in questo momento non sia in sofferenza. E tutti quanti vorremmo delle risposte alle urgenze che ci sono, ma assieme ai tagli stiamo perdendo a pezzi anche la democrazia. Non c'è niente di più importante di collegare i pezzi e di tentare di dare delle risposte che non siano soltanto di tipo economico, perché altrimenti veniamo tagliati. E allora credo sia importantissimo tentare insieme di fare due cose. La prima, collegarci sui problemi e non accettare più l'effetto NIMBY, dove c'è un problema, lì nascono dei comitati magnifici, ma a 10 km da lì non c'è più nessuno, e quindi mettere insieme i problemi comuni. E la seconda, fare in modo che le nostre parole non siano soltanto parole, ma siano parole che fanno. E per fare questo abbiamo bisogno della coscienza e dell'attività di tutti quanti. Per questo credo che questo esperimento di mettere insieme l'informazione e l'impegno sia una cosa essenziale se vogliamo raggiungere qualcosa. In questo momento la sofferenza più grande riguarda quelli che improvvisamente si trovano dentro alla crisi e improvvisamente alla povertà, e non esiste nessun piano contro la povertà e non c'è in questo momento nemmeno nessuna scialuppa per il lavoro. Il secondo argomento è il territorio che viene sempre più devastato e che perde la sua utilità come a rapporto con la produzione per la vita e alla sua bellezza. Ogni territorio avrebbe il diritto alla bellezza, noi la stiamo perdendo tutta quanta. Il terzo elemento è impegnarci perché non abbiano da passare alle scelte militariste, sia il Dalmolin, sia la scelta delle centrali nucleari, il nucleare civile e militare sono fratelli siamesi. E poi insieme credo sia importante anche recuperare un sistema che non sia soltanto economico, ma sia fondato sullo stile di vita e quindi un modo diverso di affrontare i problemi comuni e di vivere insieme e di organizzare anche la vita insieme. Con piacere sono qui in mezzo a tantissimi altri amici di vari comitati che tentiamo questa sera a far partire una serie di trasmissioni coinvolgendo ovviamente tutte le basi, il popolo, il nostro popolo, il popolo veneto e non solo, che possono discutere di vari problemi che oggi affliggono la nostra regione, ma non solo, anche la nazione Italia. E con questa serie di trasmissioni, e ovviamente questa è la prima che si basa sull'informazione, è un po' estesa un po' a tutto, informazione diciamo così in generale, tentiamo di coinvolgere sempre di più persone. Ecco allora la bellezza di questo, di quella di riunire chi per una parte, chi per un'altra, tutte le varie voci che sono in mezzo a noi e a voi. Quindi come radio, sto parlando ovviamente come Radio Gamma, diamo assolutamente appoggio a questi comitati affinché possa venire fuori quell'informazione, quella giusta informazione, proprio per portare di punti di vista diverso dalle solite informazioni che troviamo sul giornale, sul telegiornale. Quindi oggi partiremo proprio dall'informazione che vada oltre i recinti, come credo che sia il titolo appunto di queste trasmissioni. Io credo che il problema dell'informazione è un problema in questo momento forse decisivo. Noi abbiamo un mondo in grande difficoltà. È in difficoltà sui diritti, sul lavoro e in difficoltà sull'ambiente. Allora di fronte a queste difficoltà c'è un mondo che io chiamerei virtuoso. C'è una quantità grandissima di persone che si impegnano in movimenti specifici su temi abbastanza vicini che li coinvolgono, e questi movimenti hanno contribuito a costruire una serie di alternative, altro che politica dei no, una grande politica di sì.
Però questi movimenti molto spesso nascono per loro natura e muoiono, e soprattutto sono non sempre collegati. E qui c'è il problema dell'informazione, perché in questo momento la politica paradossalmente segna una grande difficoltà, un grande distacco dalle persone. E allora l'informazione diventa il nodo decisivo. Faccio alcuni esempi. Quando parliamo di Venezia, della sua laguna, dei centri abitati, dell'ambiente della laguna di Venezia, pochi sanno che il vero problema, al di là del Mose, al di là della TAV, al di là della sublagunare, è che la laguna di Venezia sta svuotandosi del suo fango, dei suoi sedimenti, e diventerà nel giro breve un braccio di mare. Se diventerà un braccio di mare, come tale, tutto l'ambiente cambierà. La città di Venezia, Murano, Burano saranno destinati a finire. Allora, di fronte ai grandi problemi c'è bisogno, e ne potrei citare moltissimi altri, di informazione continuamente avvertire gli altri di cosa sta succedendo. Questo è un atto responsabile di alta politica, io credo. Sono Marco Gavagnin del Movimento 5 Stelle, sono consigliere comunale nel comune di Venezia. E parliamo stasera appunto dell'informazione. Io ricordo una vignetta di un amico, di un collega, diremo, dove c'è un Mr. B seduto, arriva un cameriere con dei giornali sopra e dice: l'informazione è servita. E Mr. B dice: no, l'informazione è asservita. Perciò questo qua secondo me è lo specchio di quello che sta succedendo oggi in Italia. Parlo di Italia perché secondo me a livello locale l'informazione riesce ad avere degli spazi di manovra più decorosi, riesce a segnare veramente problematiche che ci sono sul territorio, però a livello nazionale la situazione è assolutamente disastrosa. Per fare un quadro ulteriore della situazione dell'informazione italiana basti fare due o tre esempi. Il giornale più letto in Italia è la Gazzetta dello Sport, i film più visti sono i cinepanettoni e i libri più letti sono i libri per ragazzi, Harry Potter eccetera, perciò da qui si capisce il livello culturale appunto nel quale è stato condotto il popolo italiano, con le conseguenze appunto le ricadute di governo. I tagli ulteriori all'istruzione limitano una crescita culturale che inevitabilmente provocherà danni disastrosi. Tutto questo si ripercuote sulla possibilità delle persone di informarsi e di istruirsi. Io, comunque il mio gruppo, siamo nati sul web, crediamo fermamente nel web e crediamo che la vera informazione stia nel web, nelle web radio, nelle web tv e comunque anche nei circuiti locali. Nel web l'informazione ce la facciamo noi possiamo scegliere di giorno in giorno come informarci. Dobbiamo essere cittadini informati, intelligenti per saper distinguere bene le varie informazioni che ci vengono date, però lì c'è il vero bacino di informazione, lì possiamo essere giornalisti e lettori nello stesso tempo. Auspico un uso di questo mezzo rivoluzionario che ha rivoluzionato la storia dell'informazione, appunto per avere un'informazione più obiettiva e giusta. Credo che questa sia un'occasione importantissima perché ci dà la possibilità di andare oltre i recinti, come appunto si dice nel titolo, cioè oltre quei limiti che ci hanno sempre impedito di comunicare alla gente la situazione, i problemi che noi abbiamo rilevato e per i quali ci stiamo mobilitando. Credo che l'informazione sia consapevolezza, cioè bisogna essere informati per avere consapevolezza, capacità di decidere. Credo che l'informazione sia libertà e sia democrazia, cioè una vera scelta è fondata su una vera informazione. Allora, ben venga questa trasmissione, i contenuti saranno proprio quelli portati dalla gente, dai comitati che sono ben consapevoli di quello che vedono, sentono e soffrono intorno a loro. Innanzitutto le priorità credo siano legate proprio alla tutela della salute che è minacciata dallo stravolgimento e dall'inquinamento che ormai si è abbattuto sul nostro territorio. Prova ne sia venendo da Mogliano qui fino a Fiesso, ho visto da tempo non venivo uno stravolgimento spaventoso
dovuto proprio al passante. E perché? Perché il passante ha portato dietro di sé tutte le altre opere complementari, una viabilità che ha fatto cambiare il volto di questo territorio. Proprio venendo io non mi ritrovavo più, non riconoscevo più le strade, il paesaggio che conoscevo prima. Quindi le tematiche sono tante, però c'è stato un passo in avanti, c'è stato un salto di qualità. La rete e il collegamento tra i comitati, questa è una cosa importantissima da costruire e ampliare. Io sono Gianluigi Salvador del WWF Veneto e mi interessa soprattutto di rifiuti e di energia, ma accoppio a questa associazione anche, diciamo, un interesse per l'organizzazione del movimento della decrescita felice, quello ispirato da Maurizio Pallante. Questa sera il tema dell'informazione è fortemente coinvolgente perché l'uomo comunica attraverso proprio il sistema dei suoi 5 sensi, che sono ricezione di informazione, e quindi diventa essenziale per chi vuole cambiare, per chi vuole fare delle proposte. Però c'è bisogno anche di organizzazione, quindi assieme a tutta una serie di persone che questa sera sono qui presenti, diciamo che grazie anche ai sistemi, ai mass media che vengono messi a disposizione per fare queste cose, vorremmo fare qualcosa di diverso, ecco, una diversità che ci ha trasportato in modo passivo e ci ha portato in una situazione veramente degradata. Vorrei che ci fosse una moltitudine in movimento dal basso che cerca di portare delle iniziative alternative, che cerca di costruire un nuovo paradigma, come diciamo noi del movimento della decrescita, verso un nuovo rinascimento, ecco, perché questo sistema di sviluppo è praticamente incompatibile con i limiti delle risorse, con tutta una serie di problemi. La prima priorità, io penso però, siccome, e chiudo, l'informazione è lo specchio di chi la porta, penso che il primo obiettivo deve essere quello di cambiare anche la qualità della nostra classe politica, perché è lei che ha degradato sostanzialmente l'informazione e con lei tutte le tensioni che una buona informazione avrebbe dovuto portare avanti, quindi un progetto di sostenibilità, un progetto di eguaglianza, un progetto di rispetto della salute e dei valori che tanto ci stanno a cuore. Oggi la situazione dell'informazione in Italia è gravemente compromessa. L'informazione è diventata merce, l'informazione è diventata strumento di potere della classe politica dominante. Questo chiaramente è in fortissimo contrasto con gli interessi della cittadinanza. D'altra parte la tecnologia ci offre delle opportunità che non ci ha mai offerto prima, quindi internet prima di tutto e poi la digitalizzazione a livello televisivo. Però dall'altra parte non è possibile pensare, almeno per il momento, a internet come mezzo unico di informazione, perché è un mezzo molto frastagliato, è un mezzo spesse volte contraddittorio per i suoi contenuti e poi non è accessibile a tutti e non è accessibile facilmente. Quindi come obiettivo sicuramente passo primo è quello che stiamo facendo, però come obiettivo è rafforzare la comunicazione via internet e poi entrare comunque nel mondo dei media classici, quelli che comunicano anche quando uno è in macchina, quando uno sta pranzando, sta cenando. Questo è un obiettivo forte per tutti noi perché credo che questa iniziativa potrebbe servirci anche perché comunicando quello che sono i nostri obiettivi, quelli che sono i nostri sogni, quelli che sono i nostri progetti politici o dei vari movimenti, potremo conoscerci molto meglio, potremo superare quelle piccole divergenze che ci dividono e potremo costruire un movimento forte che si basa su ciò che è condiviso da tutti noi.